qui a Roma, accanto al Confoter, importante centro militare italiano, per dire che l'Italia deve rimanere neutrale di fronte a questi gravi crimini, a questa grave guerra che è stata scatenata contro l'Iran da parte di Israele e degli Stati Uniti, e quindi condanniamo questi attacchi, condanniamo tutti i morti che questa guerra sta creando, sta provocando. Esprimiamo la nostra solidarietà, la nostra vicinanza e riteniamo che il nostro paese, le basi militari, l'esercito italiano ne debbano assolutamente stare fuori. Anche inviare navi da guerra nel Mediterraneo è un rischio di essere coinvolti in una guerra ingiusta, folle e criminale. Davanti alla situazione che si sta creando in Medio Oriente, dove un paese dell'area viene brutalmente aggredito da un'ingiustificata aggressione americana e israeliana, siamo totalmente contrari a questa aggressione ingiustificata, totalmente contro il diritto internazionale, che va stranamente contro lo stesso mantra che hanno ripetuto per mesi e mesi quelli che prima con la Russia hanno urlato all'aggressore, all'aggredito contro l'Ucraina, adesso sono gli stessi che scatenano una crisi globale che si ripercuoterà non solo contro i paesi dell'area che stanno già soffrendo insieme alle piccole comunità cristiane dell'area che vengono bombardate continuamente dalle bombe israeliane e americane. Tutta questa crisi si ripercuoterà non solo nella nostra quotidianità, come abbiamo appena visto in questi giorni con i prezzi alle stelle dei carburanti, ma si ripercuoterà anche a livello diplomatico, creando una crisi senza precedenti e dei rancori che resteranno negli anni a causa proprio di meri interessi economici e di aggressione bellici da parte dell'America e di Israele. Vogliamo che l'Italia resti neutrale, che non sia coinvolta in questo conflitto folle, criminale contro Israele, contro il Medio Oriente, contro tutte le popolazioni che adesso stanno soffrendo a causa di questo conflitto che è stato scatenato da Israele, dagli anglo-sionisti e dagli Stati Uniti d'America, che sono stati coinvolti in questo atto assolutamente criminale e pericoloso che rischia di coinvolgere anche il nostro paese. Davanti alla ingiustificata aggressione americana e israeliana dell'Iran ci troviamo davanti a un governo totalmente incapace di affrontare la situazione, che si ricopre di ridicolo davanti alla comunità internazionale invocando la pace e la neutralità, quando in realtà sappiamo benissimo che noi, non avendo sovranità sul nostro Stato, sul nostro territorio, non abbiamo voce in capitolo. Gli americani fanno quello che vogliono, come vogliono, nelle basi che noi ospitiamo sul nostro territorio nazionale, basi che noi abbiamo sul territorio perché siamo occupati. Quindi un paese che bombarda un altro paese rischiando di causare una guerra che può espandersi a livello globale, lo Stato italiano arriva totalmente incapace e impreparato davanti a questa situazione, con un ministro che si fa trovare sul luogo di guerra dicendo sostanzialmente scuse farlocche, campate per aria, senza fondamento, e difendendo l'indifendibile, cioè le posizioni di Israele e dell'America, le quali si difendono la loro aggressione brutale dicendo che quelle sono bombe di libertà, però quelle bombe di libertà ammazzano 150 bambine, quindi non so quanto siano tanto di libertà, se è per questo, per il velo o per la minigonna che si ammazza, si stermina la popolazione. Questa è la linea dello Stato italiano, cioè della neutralità fasulla.